Patrizia, credo che già all'inizio ci fosse della tensione, credimi, non è così, cioè queste persone qua non ce l'hanno con te, ok? Te lo ribadisco perché te l'ho detto prima quando sono stato interrotto, ma volevo dire la maniera molto chiara, ok? Tu hai esposto una cosa che io conosco, perché siamo sentiti bravissimi, quindi credo che adesso le buone educazioni, scrivere in maniera democratica, eccetera, eccetera, non serva più. E te l'ho detto anche al telefono l'altro giorno, secondo me adesso serve qualcosa di diverso. Allora, se vuoi stare davanti alla protesta, a noi farebbe molto piacere, perché rappresenteresti ovviamente i cittadini, i pescatori del comune di Chioggia, che guarda caso portano parecchi soldi dentro a questa casa, e è da 1 anno e mezzo che si lamentano, chiaramente con l'amministrazione che tu rappresenti in questo momento, magari l'abbiamo fatto anche con quelle precedenti, che non ci sono ormeggi. Ma non ci sono ormeggi, e vorrei che l'assemblea qua fosse chiarita una volta per tutte. Non mancano i pali da metà San Domenico fino al ponte, magari abbiamo dei problemi qua, ok, che si risolverebbero con poche centinaia di euro, non migliaia, poche centinaia, ok? E sarebbe il caso di sviluppare queste cose, perché come ho sempre avuto modo di dirlo anche agli incontri ufficiali, e che abbiamo incontrato anche il sindaco con le maggiori cooperative, avevo chiesto, ci sono delle cose che sappiamo essere di competenza ad altri, ma sappiamo anche che ci sono altre cose, come le banchine del mercato, che sono di competenza del comune. Allora, fammi finire, Patrizia, fammi finire. Allora, tutto quello che tu hai detto è vero, perché ti sei attivata. Da quando hai avuto l'assessorato hai fatto un ottimo lavoro. Però, se questo non ha portato a nulla, perché fino adesso ti posso garantire, e ci andrai venerdì al magistrato, ti dirà che quei soldi non ne ha. Se noi invece andiamo a Vigo a fare un bel casino come bisogna farlo, nella correttezza ovviamente dei ruoli, delle... Cosa? Anche regione, e tu sai perché. Vabbè, ma noi intanto ci deve mettere i pali il magistrato, perché è di competenza sua. Non facciamo un ragionare. Le voci che ti dicevano prima effettivamente sono uscite dal magistrato alle acque, erroneamente, sbagliando, non lo so, però effettivamente... Mi dico la verità, ieri mi ha detto così, No, ma te lo posso garantire. Il funzionario proprio mi ha detto... Patrizia, se te lo diciamo, non te lo diciamo perché non è perché uno è venuto fuori da mare a dirti guarda che... No, l'ha detto qualcuno. Fammi finire. Allora, non abbiamo gli ormeggi qua, dobbiamo andare in terza fila, con i varani e i soldi che le assicurazioni non sempre riusciamo ad avere, ok? Di qua abbiamo mezzo canale praticamente tagliato fuori, ok? Mazzaro ci dice giustamente dovete liberare le banchine del mercato perché servono per carico e scarico, ma non riusciamo perché è impossibile, ok? Abbiamo delle concessioni già date, mi riferisco alla Crame, ok? Più avanti abbiamo purtroppo banchine franate e stiamo ancora aspettando, e tu lo sai quanto ti sei attivata, ma non c'è verso che ce la mettano a posto quella banchina, non c'è verso, e perderemo anche altre cose per colpa di quella banchina, perché non riusciremo a finire l'obiettivo di sistemare finalmente Punta Poli, ok? Allora, siamo riusciti quest'estate a trovare un buchetto, ok? 70 metri. Ma che posso fare che roba è più cagare? Ma è una... Beh, ma un buchetto di mi dico quello che voglio, non mi parli te, ma mica perché mi non ti rappresenti, quindi mi dico quello che voglio in questo momento, ok? E chi che mi deve fare a me osservazione dei soci che mi rappresentano, non gli altri, ok? Allora siamo riusciti a trovare anche con l'aiuto dell'amministrazione 70 metri in 2 giorni ci hanno dato ma Patrizia, dobbiamo andare là e girare la capitaneria di Porto perché ci devono dare non 70 metri, ci devono dare molto di più. Lo sai benissimo, ma abbiamo lo stesso diritto di altri. Marco, tu lo sai benissimo che ho chiesto. Sono convinto io, Sergio e altri delle cooperative che rappresentiamo in questa sala, deve esserci la convinzione dell'amministrazione, devi stare davanti a noi che facciamo casino, perché tu queste cose qua non le devi dire a noi, le devi dire a chi non ti ha risposto,
a chi non ti ha dato udienza, a chi ti ha detto forse, vedremo. A questi bisogna far casino, non a noi. Noi abbiamo semplicemente bisogno degli ormeggi. Anche perché quella chiatta di ormeggi che è quella chiatta con i piloni, quella si può spostare come se lo vuole, non deve stare poco fermo. Tu pensi, sai So. già tutto di quanto So, anche perché lavoro anche per quella società, lo so, però non si possono spostare. Se ci fosse una presa di posizione da parte di tutti, si apre. Apro e chiudo una parentesi, io chiedo se si può fare preventiva contro il magistrato delle acque se per caso succede malare. Io quella mattina che mi sono trovato dei pericoli nell'elica, se mettevo in moto era un giovedì mattina, io disfavo tutto, elica, tutto. Si può fare la tua lettera, la mia una lettera denuncia. è proprio È un fatto sentito, quindi è stato riferito a me, è sentito. Allora, si può fare tutti quanti una denuncia preventiva al provveditorato alle acque, si può cominciare anche da così. Gli chiedo questo, è un avvocato. Si può Patrizia, ma sei convinta che se andiamo a far casino il magistrato non ci mette 30 pagine? No. Ma sei convinta che non ci mette 30 pagine? Ma 30 pagine, sono 10 minuti. E adesso andiamo a manicare i cabinetti, porto così non va Parlando che vogliamo avere